Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. È stato arrestato un 63enne di Patti in provincia di Messina per aver incendiato l'auto, minacciato di morte e aggredito un 50enne. Il risentimento nei confronti della vittima sarebbe di natura passionale. In manette il giovane pusher beccato a spacciare vicino ad un istituto scolastico di Vittoria. Il 21enne è stato incastrato dal continuo via vai di studenti minorenni che acquistavano da lui la droga. Ci spostiamo nel Catanese, dove due giovani sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale lungo la strada provinciale 230 a Randazzo. Ad avere la peggio un 27enne trasportato in elisoccorso in codice rosso. Centinaia di studenti sono scesi in piazza a Palermo e hanno protestato per le condizioni fatiscenti delle scuole, tetti che crollano e strutture sprovviste di impianti di aerazione e riscaldamento. Il corteo è stato organizzato dal coordinamento studenti palermitani. Infine il meteo: nella giornata di domani in Sicilia sono previsti cieli nuvolosi e possibili piogge. Si attende un calo delle temperature minime, venti deboli e mari tendenzialmente mossi. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it. Arrivederci.